Bene, buongiorno a tutti, benvenuti a questo incontro che ha come titolo Dalla carrozza allo smartphone, il passato e il futuro del turismo. Io mi chiamo Andrea Zannini e sono docente di storia all'Università degli Studi di Udine e insegno in particolar modo nel corso di laurea di Scienze Tecniche del Turismo Culturale, dove è un corso che si intitola proprio Storia d'Europa e del turismo. Dunque, questo incontro non ha l'ambizione di ricostruire la storia del turismo, che sarebbe un argomento del massimo interesse, ma che richiederebbe molte ore, come lo richiede nel mio corso, partendo dalle età più lontane per arrivare fino al giorno d'oggi, quanto piuttosto quello di ehm, illustrare in maniera molto sintetica una serie di problemi che riguardano il passato e il futuro del turismo. Il titolo è un po' provocatorio perché spesso si dice che i giovani di oggi vivono in un presente continuo, no? Un fenomeno che i sociologi chiamano il presentismo, il fatto che i ragazzi di oggi tendono a considerare il passato qualcosa di indiscriminato, qualcosa che è difficile da analizzare e sono proiettati nel futuro. Ecco, ho voluto appositamente evitare la parola presente per far vedere come all'università naturalmente si ragiona sul passato. Io sono uno storico, quindi è il mio mestiere, ma anche in funzione di immaginare e immaginarci affinché gli studenti si immaginino nel futuro come proiezione personale e professionale, ma anche come esseri umani che vivono, che vivranno ciò che il futuro ci presenterà. Ecco, volevo partire, cari ragazzi, da una suggestione che ho avuto proprio l'altro giorno. Abbiamo fatto proprio con la mia classe del corso di Scienze Tecniche del Turismo Culturale una visita di istruzione in Slovenia e in Croazia, due luoghi importanti per la storia d'Italia, per la storia dell'occupazione italiana della Slovenia. L'esercito italiano nel 1941 a fianco di quello tedesco di Hitler ha occupato quelle terre e noi siamo andati a vedere due posti in particolare, Lubiana, che fu circondata dal filo spinato per evitare le infiltrazioni dei partigiani, e lì è stato messo a punto un bellissimo percorso della memoria, e poi in Croazia, nella Dalmazia, lungo le coste, l'isola di Arbe, dove c'era un campo di internamento gestito dagli italiani, dove deportammo migliaia di sloveni, un luogo molto importante per la nostra storia, semisconosciuto perché tendiamo a rimuovere le nostre responsabilità nella seconda guerra mondiale, e di cui è rimasto sostanzialmente un cimitero. E a cosa pensava la guida quando ha usato quella bella metafora del filo di seta? Certamente a quando nei primi anni 90, per via delle guerre jugoslave, il turismo per anni in tutta quella regione si è interrotto, ma ha pensato naturalmente, faceva riferimento a questi 2 anni terribili della pandemia, quando il turismo in quella località e in generale in tutto il mondo è stato probabilmente il settore economico che maggiormente ha risentito dell'interruzione dei viaggi, dei lockdown e anche della crisi economica stessa. Se ci pensiamo, questo è un riflesso di come il turismo si è sviluppato negli ultimi 2 o 3 decenni in relazione alla globalizzazione, per cui i viaggi aerei sono ormai alla portata di moltissime persone e sono alla portata di popoli che prima non avevano la possibilità, anche i viaggi aerei intercontinentali. Ecco, la pandemia ci ha fatto capire la complessità
e la rilevanza del turismo nel mondo moderno, una rilevanza economica, una rilevanza sociale, ma anche psicologica. L'idea di non poter fare le vacanze, di non poter uscire dal proprio paese o addirittura dalla propria città, non solo per una vacanza, ma anche semplicemente per una gita domenicale, è stata vissuta da moltissimi come una privazione quasi di un bisogno essenziale. Ecco, vorrei partire da una frase che forse apparentemente è un po' lunga, ma che mi sembra molto interessante. È stata scritta da uno scrittore tedesco nel 1961. Può apparire complessa, ma vi aiuterò a leggerla, a interpretarla. Il turismo è una forza violenta che in tutto il mondo getta ogni anno le masse sulla riva della loro breve felicità delle vacanze. È la vicenda, credo che sia vicenda, non riesco a leggerlo, di una ribellione cieca ed inarticolata che ogni volta naufraga nel risucchio della propria dialettica. La fiumana turistica è una sola grande corrente di fuga dalla realtà che la società sfrutta per riorganizzarci. Ma il fuggire, per quanto folle, per quanto impotente, è già una critica della situazione da cui con la fuga ci si sottrae. Cosa ci vuol dire Enzensberger con questa frase? Beh, risale ai tempi del grande sviluppo del turismo di massa del Novecento, quel turismo che ha cambiato intere zone del nostro pianeta. Pensiamo alle nostre coste, sono state letteralmente costruite con alberghi, case, lungomari, strutture in funzione del turismo. Pensiamo alle nostre montagne, no? Sono state sagomate dalle piste da sci e dagli impianti di risalita. Ecco, Enzensberger ne parlava all'epoca come di una forza violenta, nel senso di una forza che, ribellandosi alla società industriale, in qualche modo riproduceva involontariamente o volontariamente gli stessi caratteri della società industriale. Il turismo non nasce nel Novecento, nasce un secolo prima nell'Ottocento, ma nel Novecento assume quel carattere economico che adesso ci è apparso per causa di questa pandemia così rilevante per il mondo attuale. E a me piace questa frase, la leggo spesso con i miei studenti, ne discutiamo assieme, perché contiene al tempo stesso l'idea della ribellione alla società di massa, quel bisogno di fuga, di scappare che è tipico della società del Novecento, e al tempo stesso è una sorta di trappola, no? Fuggiamo dall'abitudine, dalla routine di ogni giorno e ci attacchiamo a un impianto da sci che è costruito come una catena di montaggio. Questa in realtà è un'immagine, però dovremmo dire, un po' tramontata, nel senso che da 60 anni a questa parte molte cose del turismo sono cambiate. Certo è rimasta per esempio l'idea di fuga della realtà, uno dei caratteri tradizionali dell'idea di turismo è di uscire dalla quotidianità. E spesso però ci ritroviamo, penso, non so, il turismo nelle città d'arte di cui riparleremo, in una quotidianità più quotidiana della nostra quotidianità, se così si può dire. Ecco, con questo non voglio assolutamente dire che ci debba essere una qualche contrapposizione tra il turismo e il viaggio. Abbiamo spesso un'idea
così negativa di che cos'è il turismo per la massa e un'idea un po' snob di cos'è il viaggio. In realtà quelli che possono viaggiare, spesso solo quelli che si possono permettere, per esempio, lunghe escursioni in zone sconosciute o anche la possibilità di non fissare la data del ritorno. Una bella distinzione tra il viaggiatore e il turista è che il viaggiatore sa quando parte ma non sa quando torna, invece il turista sa quando parte e sa quando torna. Ma purtroppo in questo io mi sento molto turista, perché non è che anche col mio lavoro posso permettermi dei viaggi di questo tipo. Ma quando ci viene sulle labbra la parola viaggio, non possiamo che risalire all'archetipo del viaggio, cioè il viaggio che ha segnato per sempre il modello di viaggio, anche dal punto di vista psicologico, non solo dal punto di vista letterario. Il viaggio per eccellenza è quello di Omero nell'Odissea, scusate, di Ulisse nell'Odissea di Omero, quindi un testo che gli stessi storici della letteratura e della cultura greca collocano a cavallo tra il IX e l'VIII secolo. Ecco. Questa naturalmente non è una foto di Ulisse, ho messo un po' ironicamente questa immagine, ma è la foto di un bellissimo sceneggiato televisivo, adesso la chiameremo serie TV, che quando io ero bambino trasmise la Rai e che mi fece appassionare, che mi rese indimenticabile la figura di Ulisse. Cosa contiene l'Odissea? Beh, contiene tutti gli elementi tradizionali, caratteristici del viaggio. No, il viaggio nell'ignoto. In fin dei conti, l'Odissea è un viaggio di smarrimento, di perdimento, i pericoli del viaggio, no, i naufragi, le tempeste. C'è l'idea del ritorno a casa. In realtà noi sappiamo che l'Odissea è racconto del ritorno da una guerra, quindi potremmo dire che è un giro, un tour è la parola francese passata in inglese che sta alla base, cioè è l'etimo della parola turismo. Poi c'è l'esperienza umana in tutti i sensi, no? Il viaggio come esperienza umana negli aspetti più diversi, anche personali, anche intima, anche addirittura dei sensi, no? E poi il viaggio come trasformazione. Abbiamo una serie di episodi dell'Odissea che ci fanno pensare a come il viaggio ci può trasformare, no? Lo stesso Ulisse quando arriva a casa non è quasi riconosciuto, ricorderete che lo riconosce solo il suo cane, e c'è l'idea implicita che è filtrata attraverso quello straordinaria opera dell'uomo, che il viaggio ci cambi. Se dovessi riassumere in una parola il senso del viaggio dell'Odissea, è conoscenza. Il viaggio come conoscenza. E in effetti per molti secoli il viaggio è stato considerato prima di tutto uno strumento di conoscenza. Qui abbiamo un viaggiatore inglese del Settecento che ci ricorda un po', come potremmo dire, i caratteri fondamentali di questa idea di conoscenza. Era una conoscenza che andava mischiata con la cultura, è il libro sotto braccio, era una conoscenza che andava mischiata con il paesaggio, quindi conoscere qualcosa di nuovo, e poi lo sguardo che va verso l'orizzonte, perché in fin dei conti il viaggio, soprattutto nelle epoche passate, è stato anche un'impresa di avventura. Andare con la carrozza da Firenze a Roma nell'età di questo signore, siamo nel Settecento, comportava un viaggio di 6 giorni
su strade che non erano battute, nelle quali le ruote della carrozza spesso affondavano, con bivi dove non c'era alcuna segnalazione, dormire in locande nelle quali non si sapeva chi si incontrava e così via. E per parlare solamente del viaggio più diffuso, quello che i gentiluomini come lui compivano spesso all'uscita dall'età adolescenziale all'entrata dell'età adulta, cioè il Grand Tour, che era un viaggio che aveva come punto di destinazione l'Italia. Perché l'Italia? Beh, perché l'Italia era la sede di ciò che più prezioso era per l'educazione dell'uomo, di tutti gli uomini, di tutti gli europei delle classi superiori, e cioè la cultura classica. Roma, prima che venissero scoperte Pompei ed Ercolano nella prima metà del Settecento, essendo impossibile arrivare fino in Grecia, dove peraltro c'era l'impero ottomano, Roma era la sede dell'antichità che conservava le vestigia, le rovine, i cimeli, i documenti della romanità, che era stata rinnovata da quel fenomeno artistico e culturale che tra 4 e 500 ebbe proprio in Roma uno dei suoi centri e che si chiamava per l'appunto Rinascimento. Quindi la grande attrattiva turistica che noi vediamo delle città d'arte del giorno d'oggi, che come vedremo un po' più avanti in realtà tornano a essere invase dai turisti, è una tradizione pedagogica e culturale dell'Europa di lungo periodo, di cui dobbiamo essere fieri. Quindi il viaggio come conoscenza. A un certo momento però compare una nuova sensibilità che è perfettamente rappresentata in questo quadro del pittore tedesco David Caspar, che si chiama Il viandante sul mare di nebbia. Oh, fate un po' caso a questo quadro, noi non vediamo la faccia di questo signore che è arrivato in cima a un picco, si avvicina al bordo del dirupo, guarda il mare di nebbia sotto di sé, scorge alcune altre cime che emergono da questo mare di nebbia, che sembra fare un tutt'uno con le nuvole del cielo. Non lo vediamo in faccia, ma possiamo quasi immaginare cosa egli pensi. Egli pensa a la bellezza di quel paesaggio, di cui è contemporaneamente intimorito. È una forma di appunto di relazione psicologica con il paesaggio che cambierà l'idea di viaggio. Non si viaggia più solo per conoscere ciò che c'è fuori, ma si viaggia anche per conoscere ciò che abbiamo dentro, conoscere se stessi. C'è una bella frase vedete, sono esattamente gli stessi anni di Stendhal, che è un autore francese che ha scritto dei romanzi stupendi, che io ho letto proprio alla vostra età, quando ero ragazzo, e siete fortunati moltissimo se ancora non li avete letti, che dice: mi piace molto viaggiare in calesse scoperto. Il calesse, voi sapete, era una carrozza molto leggera, aperta normalmente a uno, a massimo 2 cavalli. Mi piace molto viaggiare in calesse scoperto. Qualche volta ci si bagna, come è successo oggi, ma si scorge il paesaggio in tutta libertà e mi accorgo che è l'unico mezzo per conservare il ricordo. Ecco, dall'Ottocento, e sarà questa una delle forze che genererà l'idea di turismo, nasce una nuova moda, un nuovo modo, ma anche una nuova moda, il lapsus era perfetto, di guardare attorno a sé e di interpretare ciò che ci circonda sulla base di ciò che abbiamo dentro e viceversa, no? Il paesaggio, la natura come specchio dell'io. Poi naturalmente abbiamo avuto il Novecento dell'industrializzazione,
il Novecento della diffusione dei trasporti. Pensiamo per esempio a quella rivoluzione non dei trasporti, dell'umanità rappresentata dalla ferrovia, cioè per la prima volta nella storia dell'uomo, l'uomo si poteva muovere non alla velocità sua o di un animale, ma di un essere inanimato, con la crescita delle possibilità economiche per molte più fasce di popolazione, ma soprattutto con con una maggiore disponibilità di tempo libero per moltissime persone. Nasce così l'idea che la nuova società industriale debba garantire dei tempi non solo per il riposo giornaliero settimanale, gli iniziali tempi dell'industrializzazione del lavoro di 12 ore o anche più scendono progressivamente a 8 ore al giorno. Viene introdotta la domenica nel 1871. In Inghilterra per la prima volta si prevedono delle ferie per i lavoratori e nel 1936 per la prima volta in Francia viene concesso un mese di ferie ai lavoratori salariali, cioè quelli che chiamiamo adesso ai lavoratori dipendenti. E sapete cosa fecero i francesi l'anno successivo, a dire la verità? Si riversarono sulle strade del paese, andarono a conoscere il proprio paese, triplicò il numero di biglietti ferroviari venduti e la grande attrazione fu il Tour de France. I francesi andarono a vedere i corridori i ciclisti sulle strade del Tour de France. Mi viene in mente perché poco prima di venire a fare questa lezione ho visto le immagini della tappa di oggi del Giro d'Italia. Nasce cioè una industria del tempo libero, dello sport, della ricreazione e una vera e propria industria. Ha tutte le caratteristiche dell'industria, la produzione in serie, la costruzione di edifici appositi. No, qui vediamo Torremolinos in Spagna, che è uno dei casi europei più famosi di turismo di massa che si è sviluppato dopo la seconda guerra mondiale, grazie a una importante componente, la motorizzazione di massa. No, quello che è negli USA dopo la prima guerra mondiale, cioè la possibilità per i singoli e per le famiglie di avere una macchina e di muoversi individualmente, e lì nacquero i campeggi, nacquero i motel, avviene in Europa quando si incominciano a fabbricare automobili che possono essere acquistate anche dalla classe medio-bassa e addirittura dalle classi popolari e incominciano a costruirsi interi quartieri con appartamenti, con pensioni familiari. Per esempio il caso del turismo più popolare balneare, al mare, in montagna, sui laghi, in collina. Pensiamo per esempio all'Italia che ha importantissimi laghi che sono meta di attrazione turistica. Insomma, è la società industriale che crescendo un po' riproduce se stessa, no? Queste file di ombrelloni e questi viali o strade, per meglio dire, popolate di condomini, ci ricordano molto anche dal punto di vista iconologico una fabbrica, una catena di montaggio. La società industriale si organizza industrialmente anche per quanto riguarda il turismo. Ma qualcosa cambia verso gli anni 80-90 del Novecento e lo possiamo vedere meglio ora che siamo entrati in una nuova fase di trasformazione. È questa normalmente l'ultima lezione del mio corso, di cui vi ho dato solamente qualche brevissimo spunto,
che titolo di solito il turismo nell'età del digitale. Ehm, perché l'ultima? Perché io, essendo uno storico, non è che mi posso interessare del futuro e neanche del presente, però mi è impossibile non soffermarmi con i miei studenti su quelle che sono state le trasformazioni della cosiddetta società post-industriale, no? A un certo momento, alla fine del secolo scorso, l'attività economica principale di alcune economie mature sono diventati i servizi, il settore terziario. Passiamo cioè quindi da una società industriale a una società post-industriale, nella quale cambiano alcuni elementi di fondo della nostra organizzazione sociale. Tra lavorare in una fabbrica e lavorare in un ufficio c'è una differenza considerevole non solo dal punto di vista del profilo sociale, ma anche della gestione del tempo, dell'ambiente in cui si sta. Alcuni hanno chiamato questo tipo di società che viene a crearsi nelle economie più avanzate società liquida, perché alcune strutture di fondo della vecchia società industriale cambiano. Pensiamo solo alla precarietà del lavoro, no? Nella società industriale spesso uno veniva assunto da un'azienda, da una ditta o da un ente e trascorreva tutta la sua vita all'interno di questa azienda. Al giorno d'oggi è praticamente impossibile che qualcuno che lavori nel settore privato rimanga nella medesima azienda per tutta la vita, ma sono cambiate tutta una serie di relazioni sociali che si sono fatte più flebili, l'individualismo è molto maggiore, sono scomparsi tutta una serie di corpi intermedi e di elementi fondamentali della società industriale. Soprattutto c'è un nuovo uso del tempo. Chi lavora nel turismo lo sa benissimo. Negli anni 60, quando Enzensberger parlava della fuga dalla realtà, le vacanze spesso anche per la classe popolare erano vacanze anche di un mese ogni anno, magari nella stessa località balneare o montana. Adesso l'uso del tempo è molto più spezzettato, molto più frammentato. I trasporti moderni, per esempio, il sistema dei cosiddetti vettori low cost consentono viaggi brevi con una spesa minima. La nostra stessa gestione del tempo è cambiata, tendiamo a fare vacanze molto più brevi, weekend lunghi. Insomma, l'idea di vacanza che era tipica della società industriale, cioè un lungo tempo durante il quale lo spirito deve essere ristorato, no, la vacanza serviva a staccare completamente, a entrare in una fase completamente diversa. Il rovesciamento era effettivo perché si stava un mese al mare. Al giorno d'oggi questo tipo di comportamento è molto limitato e noi sappiamo che fare una vacanza di pochi giorni spesso non ti consente quel distacco che era, come si può dire, il connotato psicologico del viaggio nei tempi antichi e del turismo nei tempi più moderni. Poi c'è una globalizzazione ulteriore che ci ha permesso di viaggiare in tutto il mondo, magari di viaggiare più facilmente distanti che vicino a noi, no? Come quelle coppie che fanno il viaggio di nozze alle Mauritius e non sono mai state a visitare Parigi o Roma. E però la globalizzazione ha aperto il mercato turistico a una serie di appunto di mercati, quindi a popolazioni che fino a pochi anni fa
non avevano minimamente la possibilità di spostarsi. Al giorno d'oggi la classe media più popolosa al mondo è quella cinese. Questo non vuol dire che percentualmente la classe media cinese sia in percentuale più ampia di quella americana, ma quantitativamente, in termini assoluti, sì. E questo dovrebbe far pensare quando noi pubblichiamo, facciamo del marketing turistico. Questo naturalmente è collegato al grande sviluppo che hanno avuto paesi come la Cina, l'India o tutto il sud-est asiatico, lo stesso Vietnam, Taiwan, e così via, la Corea del Sud, non ne parliamo, e che hanno riversato fiumi di nuovi turisti verso le località tradizionali del turismo europeo, che sta cambiando. È un turismo che ormai è immerso nella dimensione del digitale. Pensiamo a quelle che si chiamano OTA, Online Travel Agencies, cioè la possibilità di prenotare viaggi, soggiorni, semplicemente con delle applicazioni, no? Mi vengono in mente Booking, Airbnb o tutti i motori di ricerca per i viaggi, ma anche una nuova idea di cosa fare durante le vacanze, no? Per esempio la possibilità di fotografare e di conservare un numero sconfinato di fotografie digitali, perché questa è la parola chiave, è il digitale che ci permette questo, cambia addirittura l'attività, come potremmo dire, l'impiego del tempo da parte dei turisti. Se 500 anni fa i turisti visitavano chiese, ammiravano le reliquie, andavano ad ascoltare i professori famosi all'università, se 70 anni fa i turisti stavano sdraiati sotto l'ombrellone, beh, questo si fa ancora oggi, o visitavano appunto monumenti e chiese, al giorno d'oggi i turisti la gran parte del tempo fotografano, postano le proprie foto, postano i propri video, le proprie storie e così via. E è una relazione che è stata studiata e che interessa moltissimo, alla quale si stanno interessando gli antropologi, i sociologi, perché è una sorta di duplicazione, no? Una volta si viaggiava per conoscere, adesso si viaggia per avere la conferma che quello che si conosce già esiste e per dire, trasmettere agli altri che si è stati in quel posto e comprovare in qualche modo la propria condizione di turista, perché il turismo è di fatto uno status symbol, no? È diventato non più una spesa superflua, accessoria, ma spesso, per esempio, molti ragazzi fanno lavori stagionali per permettersi un viaggio. È diventato quasi un fine più che una possibilità di passare del tempo libero. Naturalmente la vecchia idea di viaggiare, cioè del turismo come conoscenza, si è suddivisa in una ramificazione infinita di piccoli rivoli, di piccole forme di turismo di nicchia, di coloro ai quali piace andare a vedere i monumenti islamici piuttosto dei viaggi nella natura, piuttosto dei viaggi esperienziali, oppure vicino a noi pensiamo all'esperienza legata all'enogastronomia, eccetera. Non che il viaggio come conoscenza sia tramontato, ma se suddiviso in una molteplicità di esperienze. Questo in parte è già il futuro del turismo, perché questo tipo di tendenze, il nuovo uso del tempo, l'individualismo del turismo, no? Ormai si può viaggiare da soli e si può viaggiare senza avere rapporti praticamente con nessuno.
Ormai il portiere d'albergo, se una volta ci dava suggerimenti, ci apriva la cartina della città per vedere dove andare, ci consigliava, non ne abbiamo bisogno, ci consegna la chiave elettronica il primo giorno e lo vediamo al giorno del check-out. E i turisti possono anche stare da soli, seguono il navigatore nella loro strada, scelgono il ristorante su TripAdvisor, non hanno bisogno sostanzialmente di avere contatti né con le popolazioni locali né con gli altri turisti, mentre il turismo nell'Ottocento è nato anche come forma di relazione tra i turisti, c'è una nuova individualizzazione del turismo. Qui siamo pienamente già nel turismo del futuro. Quali sono le sfide del turismo del futuro? E sto andando verso la conclusione. Beh, la prima mi sembra che sia la sostenibilità. Sostenibilità in tutti i sensi. In primo luogo, sostenibilità ambientale. Qua vi ho messo in mezzo a due fotografie di Venezia e di Firenze, due fotografie che rappresentano parcheggi di auto in mezzo alle Dolomiti. Ormai il numero, l'afflusso di turisti, anche in queste estati della pandemia in cui molti hanno cercato una vacanza in mezzo alla natura, proprio perché dopo mesi costretti a casa si aveva bisogno di spazi ampi, beh, ormai il carico antropico, direbbero gli studiosi di ecologia, su determinati territori fragili è insopportabile. Per esempio, si sta pensando di chiudere alcuni passi dolomitici al transito delle auto e delle moto in determinati giorni estivi, nei giorni di picco estivi, perché non solo è impossibile transitare, è impossibile parcheggiare, ma anche per esempio l'inquinamento acustico provocato dalle moto è diventato qualcosa di assolutamente insopportabile. Per non parlare dei casi di overtourism delle città d'arte, nelle quali ormai l'esperienza non solo quella di conoscenza che è evidentemente preclusa in tali condizioni, ma anche quella di divertimento è quasi impossibile da raggiungere, no? È possibile avere un'esperienza di divertimento quando si passa tutta la giornata in fila in una calle veneziana o penso in coda agli Uffizi per ore e ore e ore, o si riesce con fatica a prendere una foto della Fontana di Trevi circondata da migliaia di persone. Questi sono problemi che non hanno una soluzione semplice, ragazzi, probabilmente starà alle vostre generazioni e a chi si interesserà al turismo anche professionalmente valutare e cercare di sciogliere, perché evidentemente il nesso complicato qua è tra la libertà dell'individuo che ha diritto anche a vedere un posto bello come Venezia, soprattutto se viene da un paese lontano e da una condizione sociale che a nessuno dei suoi predecessori ha consentito questo, ha il diritto anche di vedere alcune delle più belle città del mondo, anzi direi senza alcune, le più belle città del mondo che sono in Italia. E quindi il conflitto è tra la libertà e la sostenibilità. Poi c'è naturalmente una questione più generale legata alla sostenibilità ambientale, perché noi sappiamo che il cambiamento climatico ci deve necessariamente imporre di limitare le emissioni di CO2 e tra i mezzi che sono più inquinanti da questo punto di vista ci sono gli aerei. È probabile, qualcuno avanza già il sospetto, che il picco di trasporto aereo che si è toccato prima della pandemia di Covid-19 possa non essere
mai più raggiunto e superato. Ecco, questo è un breve racconto che vi ho voluto fare su cosa sia il turismo, su cosa fosse nel passato e su cosa sia il turismo oggi. Scusate, non voglio partire dalla fine. Al corso di laurea in Scienze Tecniche del Turismo Culturale si accede naturalmente dopo il diploma di maturità e dopo aver seguito qualsiasi percorso di studio di scuola superiore. Le materie che noi studiamo in questo corso sono di carattere economico, sono di carattere sociologico, antropologico. Il turismo viene in qualche maniera accerchiato da tutti gli ambiti. Beh, è quasi superfluo dire perché studiare turismo, perché è una delle componenti, qui viene sottolineato l'aspetto economico, ma è una delle componenti fondamentali della nostra società. E proiettato nel futuro, naturalmente, e questo corso di laurea permette di acquisire delle conoscenze, delle competenze sia di carattere culturale generale, storia dell'arte, archeologia, appunto antropologia, sociologia, sia tecnico-pratiche ed organizzative che possono servire sia per proseguire gli studi in una laurea magistrale, sia per entrare nel mondo del lavoro con una qualificazione dottorale dopo i 3 anni. E l'accento naturalmente è sul patrimonio culturale, sulla gestione delle attività, delle manifestazioni, degli eventi. E quindi le materie studiate sono le più disparate, ma tutte focalizzate sul turismo, dalla geografia del turismo alla museologia del turismo. Qui ne vedete molte, alla legislazione dei beni culturali. Sono materie che consentono di avere una preparazione generale che non può essere naturalmente considerata definitiva. Nel mondo del turismo, che è un mondo che cambia vorticosamente, noi non possiamo pensare di acquisire una preparazione che ci servirà per tutta la vita. Credo che la vostra generazione abbia ben chiaro che questo è attualmente impossibile e anche improprio, è sbagliato. Bisogna avere degli strumenti sia in termini di abilità, cioè di competenze, sia in termini di conoscenze generali che ci permettono di aggiornarci continuamente. No? È come se noi pensassimo di insegnare un programma di computer dicendo che quella sarebbe l'ultima versione possibile e realizzabile, mentre le versioni noi sappiamo si succedono, ciò che bisogna sapere sono le nozioni fondamentali quanto più possibile approfondite per far fronte a tutti i cambiamenti della società. Quindi il nostro obiettivo non è quello di formare dei tecnici specializzati e limitati, ma formare delle competenze elastiche, dinamiche, che sappiano adattarsi a un settore così dinamico e così importante, non solo per la nostra economia, ma per la nostra società, per il nostro modo di vita, che è quello del turismo. Il corso è accesso libero, il corso è accesso libero, c'è solo un piccolo test di posizionamento che non dà luogo a nessun tipo di barriera, ma anzi dà la possibilità di sopperire ad eventuali mancanze che possono derivare da molteplici fattori, anche per esempio dal non essere di madrelingua italiana, cose assolutamente superabili. E, quindi un corso che ha molteplici offerte anche di stage e tirocini, per esempio i tirocini all'estero col sistema Erasmus.